E cosa ci prepariamo di buono oggi? Oggi pan carré impanato con ripieno di prosciutto cotto, mais e mozzarella. Ho fatto un pasticcio, come sempre. Prepariamoli insieme. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma sono troppo saporita. Prendiamo 2 fette di pan carré, quello là più grande. Vi consiglio questo qua, quello piccolo, poi la fetta è troppo piccola. Un coppa pasta di qualsiasi forma. Io ho questo qua quadrato, era una confezione da 3. Ho preso quello più grande. Questi qua mi sono stati inviati da una di voi, che qua su questo social accadono anche tante cose belle. Una di voi un giorno mi ha scritto, ha detto: Maria, ho delle cose mie che non uso più, nuove, te le voglio mandare, voglio che ce le hai tu. Non ha voluto video, non ha voluto niente, ci sentiamo in privato e va bene così. E io ti ringrazio sempre, perché solo il pensiero che uno ha è tantissimo. Ecco qua, quando abbiamo tolto il contorno ci passiamo un po' il mattarello sopra, così facciamo tipo una pizzetta, così. Poi riprendiamo la forma e lo facciamo così, ok? Ci prepariamo farina, pan grattato e uova. Non so perché le ho messe qua, ormai ce l'ho messe. Ci ho messo sale, pepe e formaggio grattugiato. Prendiamo il nostro pan carré, lo passiamo prima nella farina, così, poi nell'uovo, delicatamente, perché ogni tanto ho queste brillanti idee che mi vengono così. E va bene così. E poi nel pan grattato. Ecco qua. Io le impano tutte e torno, ma voi non vi muovete che torno subito. Eccoli qua, io ho messo olio di girasole per friggere, ma voi potete friggere come preferite. Andiamo a friggere. Eccola pronta. Eccole fritte, io le ho fritte tutte. Con l'aiuto di una forbice le tagliamo un poco a poco sopra, piano piano, e si apriranno così. Io come ripieno ho fatto un po' di mais e prosciutto cotto con un filo d'olio in padella, un po' di sale, e ci ho aggiunto un po' di mozzarella sopra. Ma vi faccio vedere. Ecco qua il ripieno. Come ripieno potete preparare qualsiasi cosa, anche solo verdure, quello che preferite. A me stasera andavo così, io ne ho fatte 6, ne faccio 4 qua e 2 le ho lasciate là, perché quando torna Grazia poi chiedo a lei come le vuole, così sicuramente no. Eccoli pronti, per una cosa diversa ogni tanto, no da fare sempre, provateli. Per le dosi non è una ricetta che ha bisogno di una determinata quantità di ingredienti. Per 6 fagottini così ci vogliono 12 fette di pan carré, 3 uova per impanare, farina e pan grattato, ne ho pesati, ho fatto a sentimento, fate così a sentimento. Come ripieno ci potete mettere quello che preferite, quanto ne preferite. Io per 4, perché 2 sono vuoti, ho usato 150 g di prosciutto cotto, 150 g di mais e mozzarella tritata a piacere. Quindi per gli ingredienti fate voi, vi regolate voi. Per questi qua la dose è questa qua, ma ci potete mettere verdura, insalata, petto di pollo, quello che preferite. Veramente sono... Poi per qualcuno che mi dirà nell'assaggio hai fatto cadere qualcosa nel piatto dove devono mangiare, li devo mangiare io e mio marito. Non ho nessun ospite a cena che deve mangiare qualcun altro.